Ciao ed eccoci qui per iniziare un nuovo vlog. Sono uscita con questo caldo. Il motivo principale era perché dovevo ritirare un pacco da Douglas che me l'ero fatta arrivare in negozio. Poi sono passata da Piazza Italia e ho preso qualcosa, vi faccio vedere. Da Douglas dovevo ritirare questo pacco con 3 saponette e come campioncino sono le saponette scrub della Kiehl's e come campioncini mi hanno dato questo profumo che mi interessa anche sentirlo, poi questa mini campioncini del fondotinta Maestro di Giorgio Armani e un altro fondotinta, questo qui è della Lancôme, la Teint Idol Ultra Air Nude. Ho tentato di dirvi cos'è. Poi di qua, questi sono gli acquisti da Piazza Italia. Allora ho preso questi pantaloncini corti, che di jeans non ne avevo neanche un paio, visto che non sono proprio di quelli corti, hanno un po' di gamba, penso di riuscire a portarli più volentieri e ci ho abbinato questa magliettina bianca così a costine. Sto preparando la cena per questa sera. Ho queste zucchine che non sono proprio freschissime e le faccio a dadini così, e con l'aggiunta di questo cipollotto sempre tagliato a rotelline e di questa pancetta affumicata, nell'insieme creo un sugo per una pasta. Il formato della pasta lo devo ancora decidere, ma vediamo poi in dispensa cosa trovo. Il sugo è pronto, non ci ho aggiunto né acqua né burro né olio perché già la pancetta affumicata rilasciava un po' d'olietto e ho cotto così la zucchina, per cui è un po' croccantina, che a me piace così. Di qua sto preparando l'acqua per la pasta. Ho deciso di fare questa pasta qui che sono tipo orecchiette e adesso la preparo, anche se è presto, e dopo vediamo se è l'ora di cena o riscaldarla se si vuole un po' mangiarla tiepida, e visto che è caldo eventualmente mangiarla anche più sul freddo che sul caldo. Ed ecco la pasta pronta. Adesso aspetto che si raffreddi, poi vediamo se la mangiamo più fredda o più calda, scaldandola un attimino. Sono le 5:30 di mattina e qui ho già preparato la macchina per il mare, per cui ci sono i 2 carrettini, questi qui del marchio Jimmy. Uno c'è il frigo e uno ci sono gli asciugamani, i 2 ombrelloni, qui c'è l'acqua eventualmente per lavarsi, gli asciugamani, e ci stiamo preparando. Ed eccoci arrivati al mare, soltanto che quest'anno abbiamo dovuto metterci qui dietro questi scogli qui davanti abbiamo il mare, lì ci siamo parcheggiati. Di solito parcheggiavamo lì, però non hanno messo a posto la spiaggia e c'è l'alta marea che arriva, per cui di conseguenza abbiamo dovuto parcheggiarci qui davanti. Questo comunque sarebbe mezzo... sì, questa spiaggia che abbiamo scelto. Poi c'è posto anche di là, ma di là non siamo mai andati, anche di là stanno facendo lavori. Comunque questo qui sarebbe il mare di oggi. Adesso mi rilasso a prendere il sole.
Allora, ci siamo portati dietro questo frigo qui abbiamo messo gli snack, qui l'acqua e come pranzo qui abbiamo un po' di fagiolini in insalata con un uovo sodo. Ed eccomi qui, questo è il giorno dopo di quello di ieri, dopo essere tornata dal mare, come sono arrivata mi sono messa il pigiamino e ho preparato la cena che ho fatto wuster, patatine e un po' di verdura e mi sono fatta la doccia, rimessa un pigiamino pulito e sono andata a letto. Questa è stata la giornata, come si è conclusa la giornata di ieri. Comunque questa è l'abbronzatura che sono riuscita a fare ieri e ho messo questa crema qui. Questa qui è Sol Ibisco Argan Protezione 30 di Bottega Verde. Vi dico che l'ho messa la mattina. Io poi non l'ho più rimessa, sotto il sole ci sono stata dalle 9 a mezzogiorno più o meno, poi dalle 3, perché mi sono portata dietro anche l'ombrellone per stare all'ombra, poi dalle 3 fino alle 5 e basta, poi non sono più stata proprio sotto il sole a prendere il sole distesa sull'asciugamano. E questo è il risultato di oggi. Ieri quando sono arrivata ero un po' arrossata, però questa mattina mi accorgo che l'arrossamento se n'è andato e ho raggiunto una colorazione alquanto decente, mi sembra. Ok, adesso vi faccio vedere le lavatrici che devo fare. Ed eccoci qui con le 3 lavatrici che devo fare. Praticamente questi sono gli asciugamani mare, questi sono i costumi e l'abbigliamento da spiaggia e poi devo fare una lavatrice anche per le ciabatte perché sono sporche di sabbia che è rimasta appiccicata, per cui queste sono le 3 lavatrici che adesso mi accingo a fare. Prima di tutto partiamo con gli asciugamani. Questa mattina sono qui fuori da Cadoro per andarmi a fare la spesa
Sono arrivata in anticipo perché mancano 20 minuti che aprano, ma preferisco essere qui all'apertura. Oggi dovrei prendere un po' di bibite, un po' di gelati e poi vediamo nel banco gastronomia cosa c'è, e questa sarebbe la mia spesa, così però comunque poi ve la faccio vedere. Nel frattempo che aspetto mi vedete in canottiera perché è scoppiato veramente il caldo. E non so, qui sotto questa luce forse vedete quel poco di abbronzatura, ma per fortuna non mi sono scottata, e questa è l'abbronzatura dopo un giorno, dopo 2 giorni, perché ci sono andata domenica, oggi è martedì, e di sole, di mare. Eccomi arrivata dalla spesuccia di oggi. Ci ho speso 66 euro, per cui questa volta sono tornata sui soldi che spendevo veramente prima di tutto questo. Allora, qui ho preso un pollo allo spiedo che è ancora caldo perché, come avete visto, sono arrivata che stavano aprendo e li dovevano ancora tirare fuori dal forno. Poi l'acqua Ferrarelle piccola, un perlana liquido per lavare i capi, tipo queste magliettine qui adesso in estate li lavo con questi perlana liquido, 2 confezioni di Brio blu, l'acqua. Di qua, allora, qui dentro ho preso 2 etti di pancetta affumicata, una burrata pugliese, una confezione di insalata di riso per oggi a mezzogiorno, e di qua il manzo all'inglese che sarebbe tipo roast beef. Poi qui dentro, allora, ho preso i gelati, ho preso il Maxi Bon Cookie che lo prendevo anche l'anno scorso ed era anche buono. Sempre in fatto di gelati ho preso questo, il Magnum, il misto tra pistacchio e nocciola, e come confezione piccola di gelato del marchio Consiglia che si trova solo da Cadoro ho preso pistacchio e gianduia, le olive alla scolana, le olive verdi di Cerignola. Sempre per oggi a mezzogiorno, un po' schiacciatina, ho preso anche l'attuino. Per domani sera volevo fare questi involtini con speck, adesso non so se li faccio domani sera oppure un'altra sera, comunque li ho presi perché mi hanno ispirato, perché dipende da questa sera quanto pollo va mangiato, se va finito completamente oppure no. Poi ho preso le sottilette, queste qui cremose, un vasetto di maionese salsa tonnata, e qui dentro ci sono le bibite, una bottiglia d'olio, questo qui dell'Umbria, poi ci sono le bibite, ho preso il tè alla pesca, l'orange soda, la Pepsi e basta. Stamattina bollette mercato agricolo qui di Vedelavo, però a quello di Castelfranco ci vado domani mattina. È presto, sono le 8:15 di mattina, perché mercoledì scorso che volevo la mozzarella e sono arrivata alle 9:30 non c'era più, e questa mattina mi sono anticipata sperando di trovarla, e spero di sì perché sono 1:15 in primis. E poi devo pagare una bolletta. Poi ieri sera è stato mangiato il pollo, quello allo spiedo. Davide l'ha mangiato così com'è. Io sono fatta tipo hamburger, ho preso il pane da hamburger, ho fatto pezzettini del pollo, ci ho messo una sottiletta, ho tagliato a metà, scaldato il pane al centro, arrostito quasi, e ci ho aggiunto una sottiletta, il pollo caldo, e dall'altro lato invece ci ho messo un po' di maionese, dall'altro lato del pane un po' di maionese,
quella tonnata, ho chiuso il panino e me lo sono mangiato così. E bene, adesso vado al mercato, prima, cioè sarei di strada, prima a pagare la bolletta che la becco subito, poi andrei al mercato agricolo, se trovo la mozzarella ve la faccio vedere. Ed ecco qui la spesa del mercato agricolo a base di formaggi e pane. Allora ho preso il pane, una cacciotta, il stracchino e ho trovato la mozzarella che la trovo veramente fatta bene. Prima di tornare ho fatto un giro da Golden Point per caso, perché sono andata dentro il centro commerciale I Giardini del Sole qui a Castelfranco e stavano mettendo fuori i cartelloni che iniziavano gli sconti, la Golden Point. Io sono entrato, beh, ci do un'occhiata e ho trovato questo costume scontato del 50%, praticamente costava, fino a ieri, costava 48 euro. Questa mattina l'ho trovato a 24 euro e per cui ho deciso di prenderlo. Ho preso questo modellino con la mutandina così che è alta ma non troppo, perché quest'anno hanno fatto dei costumi anche questo marchio di questa altezza, sono veramente alti che coprono anche lo stomaco e ho pensato che fosse troppo altino, per cui ho preferito per il momento restare sui modelli che ho preso anche l'anno scorso. Ho preso le solite taglie, io prendo la terza di slip e la seconda di reggiseno. Sto preparando la cena. Vi ricordate questi involtini che ve li ho fatti vedere nel svuota la spesa? Beh, li sto cucinando questa sera. Nella parte dove la carne era chiusa l'ho sigillata. Adesso ci ho aggiunto un po' d'acqua che si cucini dall'altro lato e di riuscire a cucinare anche all'interno, e l'ho insaporito il tutto con questo salamoia bolognese che è sale con aromi, e di qua ci sono anche delle uova sode. Poi al tutto volevo aggiungerci della verdurina, credo di fare pomodorini. Sono partita che piovigginava, adesso c'è un mezzo sole, diciamo, per andare al mercato agricolo, per cui mi sono fatta il mercato agricolo con l'ombrello e nel giro di mezz'ora ha smesso di piovere. Se aspettavo un altro po' evitavo di avermi dietro l'ombrello. Comunque poi vi faccio vedere quello che ho preso verdurina al mercato agricolo. Nel frattempo sono passata anche da Sephora perché volevo prendere quel mascara strano. Se voi guardate sul sito di Sephora, sul marchio Urban Decay, c'è un mascara fatto strano con uno scovolino strano e volevo prendere quello, però quello per il momento mi ha detto che in negozio non c'è, e allora ho optato per la Violet. Visto che l'ho trovata anche scontata, ho deciso di prenderla e vi faccio vedere com'è questa palette, visto che sono qui in auto e la vediamo non c'è il sole che abbaglia, ma allo stesso tempo c'è la luce del giorno. Questa sarebbe la confezione con questi colori sul viola, questo sarebbe il pack e queste qui sarebbero le colorazioni, così le vediamo così alla luce naturale del giorno. Ci sono queste colorazioni. All'inizio non ero molto convinta di prenderla quando era appena uscita, perché vedevo che si facevano su YouTube, su internet, vari video, vedevo che utilizzavano principalmente le colorazioni scure. Poi vedendola così ho visto che c'è questo verdognolo, questo violaceo non è proprio scuro, a parte questi due, per cui ho deciso di provarla, e visto che sono riuscita a prendere anche con lo sconto, ho deciso di provare a prenderla. Comunque queste sono le colorazioni. Ed ecco qui la spesa fatta al mercato agricolo. Di qua ci sono cetrioli, ho trovato le prime patate, i fagiolini, pomodori. Questo si chiama Nerone, questo qui non me lo ricordo. Comunque questi mi piacciono conditi in insalata. Sono qui per prendere il pesce, sono però passata davanti alla pescheria prima di parcheggiare, visto che è ancora chiusa. Penso che forse apra alle 4, visto che adesso sono meno 10 alle 4. Spero che apra alle 4, perché pensavo, prima vado a prendere il pesce, poi vado a prendere il gelato
e per questa sera pesce gelato. Poi ieri sono venuti anche a pulirmi la caldaia, per cui anche quella per un anno è a posto. Pulita, pagato e a posto. Ok, adesso devo aspettare però 10 minuti perché sperando che apra alle 4, se no mi viene veramente tardi. Eccomi qui con il gelato preso, è qui dentro e non vorrei aprirlo che si sciolga tutto perché l'ho preso con la vaschetta termica, per cui speriamo che abbia tenuto. Nel frattempo mi sono presa anche una granatina siciliana alla fragola e di qua qui ci sono lavatrici da fare e di qua c'è il pesce, per cui questo è il sugo per fare una pasta per questa sera, mentre questo qui è una fettina di tonno che volevo farlo alla piastra come stuzzichino dopo pasta. Ed ecco pronta la pastina, ho deciso di fare gli spaghetti, questo allora è pronto, di qua però devo ancora cucinare il tonno.